Amici di Skate Italia, appassionati di hockey, ben collegati dal Palladante per la quarta giornata del massimo campionato nazionale di hockey su pista a livello femminile. Un cordiale buon pomeriggio da Gabriele Pellizzaro. Questo pomeriggio appunto si affrontano Hockey Trissino contro Viareggio Hockey. La squadra di Carlo Bertinato deve ritrovare la vittoria dopo la sconfitta interna contro il Valdagno nella gara appunto terminata 3-1 in favore della formazione laniera, mentre il Viareggio è a quota 3 punti in 2 giornate, una vittoria e una sconfitta. La vittoria arrivata 4-3 contro il Hockey Club Emilia e poi la sconfitta per 15 reti a 2 contro il Valdagno. La classifica vede il Matera a quota 7 punti, prima appunto nella classifica, 2 vittorie e un pareggio per la squadra di Mister Antezza, seguita appunto dal Valdagno a quota 6, Viareggio e Hockey Club Emilia a quota 3 punti, Trissino a un punto con una giornata in meno e ancora a 0 invece la Pumas Viareggio. Tra un paio d'ore si giocherà anche un'altra gara del campionato femminile con il Matera, la capoclassifica del campionato, che ospiterà la Pumas Viareggio. La Pumas che si è vista anche riceve una sconfitta di fatto dal giudice sportivo per 10-0 a tavolino contro l'Hockey Club Emilia per via di un tesseramento non a norma, secondo appunto il giudice sportivo, mentre qui al Palladante il Trissino lo vediamo già in campo, mentre il Viareggio attende ancora qualche minuto. Il direttore di gara sarà Luna Luigi. Vediamo già la Carlo Bertinato dare già le prime indicazioni alle proprie giocatrici in classica casacca bianca per le ragazze di casa. Eccolo in campo invece il SPV Viareggio Hockey. Entra in campo in questo momento, sono contate le ragazze toscane, una trasferta non semplice per le viareggine, un solo cambio a disposizione. Vedremo come affronteranno questa gara. Nello scorso campionato abbiamo visto queste due squadre affrontarsi, con il Trissino che ha vinto in casa per 5-0 e poi 5-3 nella gara di ritorno. E poi ricordiamo che questa sera ci sarà il secondo appuntamento al Palladante con la 1 maschile che affronterà il Grosseto alle ore 18. Ma ora la concentrazione è tutta sulle ragazze di Carlo Bertinato. Salutano il pubblico, fischia Luigi Luna. Allora ancora qualche minuto e poi il fischio d'avvio per la quarta giornata del campionato femminile. Poi lo ricordiamo che la squadra di Carlo Bertinato è impegnata anche a livello europeo, dove ha già giocato 2 partite in trasferta nella pista del Vilassana, perdendo 7-0 al debutto contro le campionesse spagnole, e poi in casa qui al Palladante la sconfitta per 8 reti a 3 dopo un ottimo avvio di gara, passando in vantaggio dopo pochi secondi grazie alla rete di Sofia Bertinato. E poi però la stanchezza si è fatta sentire, la maggiore esperienza delle spagnole è emersa e quindi la partita è terminata 8-3 in favore del Serdagnola. E poi il prossimo appuntamento sarà il 10 di gennaio nella pista pericolosa della Telecable Guion, che da quest'anno come portiera la nostra italiana Vicky Caretta. E poi il ritorno in casa sarà il 31 di gennaio. Abbiamo le formazioni scelte dai rispettivi allenatori. Carlo Bertinato schiera
Elena Tamiozzo dal primo minuto, così come Stella Rossato in porta, Emma Cazzola, Sofia Bertinato e Laura Rubega. In panchina invece Sofia Borgonova, Eva Cailotto, Elena Toffanin e Maria Boscaro. Mentre per il Viareggio in porta Vittoria Masetti, poi Soraya Iannaccone, Lucrezia Barsaglini, Giorgia Brandi e Jessica Raffaeli. La capitana è il quartetto esterno in panchina. L'unico cambio appunto Maia degli Innocenti, allenatore è Andrea Limena. Ancora qualche secondo si attende Stella Rossata che vada a prendere la propria posizione tra i pali. Entrambe le formazioni con un solo portiere in formazione. La prima palla sarà giocata dal Viareggio con Soraya Iannaccone come prima giocatrice a toccare sfera. È iniziata Trissino Viareggio. Palla viene recuperata da Tamiozzo, in avanti a cercare e a trovare Sofia Bertinato. Vediamo come si dispone il Viareggio a livello difensivo. Sembra una difesa a zona, quella scelta da coach Limena. Si posiziona a rombo il Trissino, sembra aver preparato la partita in questo modo e Tamiozzo trova subito il vantaggio dopo 26 secondi. Forse il tiro è stato anche deviato, ma il gol viene assegnato alla capitana Elena Tamiozzo. Importante sbloccare la gara fin da subito e Tamiozzo così segna il terzo gol in campionato e il quinto in stagione, considerando anche la Supercoppa. Cazzola ricomincia da Rubega. Tamiozzo, vedete come si dispone il Viareggio all'interno della propria tre quarti, non vuole lasciare un tiro facile qui. Cazzola sfiora il raddoppio nell'immediato il Trissino. Bertinato retroporta, ricomincia da Rubega, si allarga sulla sinistra, dialoga con Tamiozzo, nel mezzo c'è Sofia Bertinato che non arriva sulla stecca della 4, cresciuta nelle giovanili di casa. Di fatto come tutta la formazione trissinese. Bertinato per Cazzola, per Rubega, la parata da parte di Vittoria Masetti. Poi palla mandata in avanti da Barsaglini, da Jessica Raffaelli, ma nessuna giocatrice, nessuna compagna a prendere sfera. Cazzola, Tamiozzo sul retroporta, si muovono Cazzola e Bertinato. Pallina che non raggiunge la stecca della numero 3, ma poi con un bel sacrificio difensivo va a recuperare palla. Ora Rubega si invola in area di rigore, cade la numero 5, Sofia Bertinato la mette giù con il pattino. Cazzola accompagnata il gol di Emma Cazzola, raddoppio immediato del Trissino, già avanti 2-0 dopo 2 minuti e 4 secondi. Il 2-0 firmato Emma Cazzola. Per lei è il primo gol in campionato per la classe 2011. Eccolo qui ancora in attacco la numero 3. Dialoga per Tamiozzo, apre il piatto e un raso terra che si insacca alle spalle di Masetti. È 3-0 dopo 2 minuti e 20 di gioco. E la doppietta quindi di Elena Tamiozzo. Rubega apre il campo per Cazzola, si vola Emma Cazzola, questa volta non trova lo specchio della porta. Pallina alta e quindi rimessa in favore del Viareggio. Rimane in pressing però la squadra di Bertinato. Barsaglini a toccare per Raffaelli. Per uscire dal pressing non ci riesce la squadra toscana. Bertinato allo spazio, poi appoggia verso Rubega, rientra, prova il rovescio, raso terra, Masetti così riesce ad allontanare. Viareggio ora in possesso con Raffaelli, perde palla, recupera Cazzola. Velocemente Tamiozzo da Rubega, ancora Cazzola che con un piazzato trova
la doppietta personale, il 4-0 del Trissino. Ottimo avvio per la squadra di Carlo Bertinato. Ora fuori Rubega, entra Maria Boscaro. Ottimo avvio per le padrone di casa, che non si sono fatti intimorire da una difesa a zona del Viareggio. Sono partite al massimo fin da subito. Raffaelli, Masetti deve pulire la propria area, rimane in pressing il Trissino. Bertinato appoggia per Tamiozzo, cerca poi l'extra pass verso Boscaro. Tamiozzo sull'angolo opposto, retroporta lo scarico per Bertinato, Marina nel mezzo, Bertinato ha colpito il palo. Viareggio non esce dalla propria tre quarti, pallina nel mezzo, Bertinato colpisce male. Secondo palla gol per la numero 4. Cazzola punta Iannaccone, la salta, Cazzola a cercare Bertinato, l'anticipo di Raffaelli. Rimane in attacco il Trissino, Tamiozzo finta il piatto, cerca il passaggio, l'anticipo di Raffaelli in pressing, Cazzola va a rubare palla, la recupera, alza, schiaccia Masetti così, ancora poi Bertinato non riesce a spingerla in porta. Poi Tamiozzo di prima intenzione, Masetti allontana il pericolo della propria area di rigore. Bertinato gira su se stessa, lo scarico retroporta su Cazzola, movimenti in aria di Maria Boscaro, la parata di Masetti con il petto. Tamiozzo finta il piatto, allarga per Cazzola, 3 giocatrici all'interno dell'area di rigore. Ora recupera Raffaelli, cerca di distendersi il Viareggio, porta palla sulla sponda di destra a lottare poi con Bertinato, quest'ultima riconquista palla, Bertinato la piazza e trova il gol numero 5 per il Trissino al 5° minuto di gara. Trissino 5, Viareggio 0. Primo gol di serata per Sofia Bertinato e il secondo in campionato per la classe 2007. È uscita Cazzola ed è entrata Eva Cailotto. Mentre c'è qualche problema per Masetti tra i pali del Viareggio. E allora si può riprendere, Trissino avanti 5-0. Non attacca ancora la squadra di casa con Bertinato che tenta la conclusione all'interno dell'area di rigore, pallina che schizza sulla stecca di Maria Boscaro. Cailotto ad occupare l'area di rigore, Tamiozzo, conclusione e il gol, la tripletta di Capitan Tamiozzo. Sono 6 per il Trissino. Tripletta in 5 minuti e 11 secondi per la capitana. Ora Iannaccone non salta Tamiozzo, recupera palla la capitana, allarga per Cailotto, non riesce ad andare a contrastare. Tamiozzo punta Iannaccone, si allarga, poi piazzato che passa sotto il braccio di Masetti. 7-0 Trissino. Quarto gol di Tamiozzo che cala il poker. È entrata in campo anche Toffanin al posto di Bertinato per il Trissino, la giocatrice più esperta della squadra di casa, la classe 89. Cailotto e Boscaro sul punto di battuta. Cerca il taglio sul secondo palo di Cailotto, Toffanin a recuperare palla per le proprie compagne. Ora sul retroporta. Tamiozzo non passa su Masetti, cerca di ripartire il Viareggio, non ci riesce, recupera ancora il
squadra di casa con il tentativo di Boscaro, pallina che viene recuperata poi da Barsaglini. Cailotto a lottare, a recuperare palla, scaricare per Toffanin, dall'altra parte Tamiozzo, servita dalla capitana, alza la testa, è un passaggio verso Boscaro, anticipa però Raffaelli, mandando la palla più lontano che può. Facile recupero di Tamiozzo, lancia Toffanin, salta Iannacone, Toffanin lo scarico al centro a cercare Boscaro, forse poteva anche andare alla conclusione la numero 9 tristinese. Scambio tra Cailotto e Tamiozzo. Toffanin si muove, Boscaro chiama il blocco, Toffanin si accentra, prova il piatto, largo però. Tamiozzo, si muove Cailotto nel mezzo, si muove anche Boscaro, scelta la numero 7 anticipata, va a riconquistare palla però. Poi sbaglia lo scarico e allora attenzione al gioco passivo della tre quarti tristinese. E allora punizione in favore del Viareggio. Ora ci prova intanto da retroporta il Viareggio con la conclusione di Barsaglini. Ora attacca il Trissino, Tamiozzo appoggia per Boscaro in area di rigore, manca l'ultimo controllo, recupera Toffanin sul lato sinistro, scarico per Tamiozzo, apre il piatto e un passaggio per il gol da parte di Maria Boscaro con il suo primo gol in campionato per la classe 2010, gol numero 8 del Trissino. Ora fuori Cailotto e debutta Borgonovo per il Trissino. Toffanin nel mezzo, l'anticipo di Raffaelli, poi Tamiozzo a recuperare, si allarga, vuole lo scarico in mezzo per Borgonovo, invece arriva per Boscaro, lato corto dell'area. Ora retroporta la giocatrice in casacca numero 11, scarico per Toffanin, prova il rovescio, colpisce mano e palla. Borgonovo, lo scarico, Tamiozzo la fa passare, non riesce a liberare Raffaelli, manda palla in avanti, recupera Boscaro, il passaggio per la conclusione di Tamiozzo, parata da Masetti. Tamiozzo per Borgonovo in area di rigore, pallina che rimane lì, il Viareggio riesce ad allontanare il pericolo. Toffanin, Borgonovo si muove all'interno dell'area di rigore, cercata in palla alta, deve ricominciare da dietro. Tamiozzo allarga per il tentativo di Boscaro, ancora la mano di Masetti, riparte il Viareggio con Giorgia Brandi, viene fermata però allora il tentativo di Boscaro, ancora Masetti a parare su Borgonovo, ancora Boscaro e ancora il guanto di Borgonovo, allontana il pericolo. Boscaro vuole rovescio, rasoterra parato da Masetti, allontanata la palla. Tamiozzo recupera, in avanti in diagonale a trovare Boscaro, sporcato il passaggio dalla stecca di Soraya Iannaccone. Toffanin velocemente da Tamiozzo, punta il centro, si aprono le maglie viareggine, poi Tamiozzo non riesce a infilare la palla nell'angolino. Iannaccone recupera a contrasto con Boscaro, poi allarga da Tamiozzo, di prima intenzione verso Toffanin, ecco ancora Tamiozzo a piazzare, Masetti si allunga e para. Raffaelli in avanti a cercare Iannaccone, l'anticipo di Boscaro, pallina poi per Tamiozzo, in conclusione parata da Masetti, ancora Tamiozzo innanzi e schiaccia, non colpisce bene palla. Ancora la ex Benfica a mettere la palla a rimorchio, arriva Boscaro, rientra il contatto, tutto buono secondo Luna,
C'è un cambio anche per il Viareggio, mentre Borgonovo va alla conclusione, parata da Masetti, pallina che rimane all'interno dell'area di rigore, recupera ancora Tamiozzo, un passaggio nel mezzo per la doppietta di Maria Boscaro a firmare la nona rete del Trissino. Il tocco da pochi passi della numero 11 trissinese, mentre appunto nel Viareggio è entrata Maia degli Innocenti al posto di Giorgia Brandi. Tofanin, anticipato il suo passaggio verso Borgonovo, poi si scontrano Raffaelli e Iannacone. Tofanin cercata Borgonovo che va a scontrarsi a sua volta con Masetti, pallina lunga, Rossato è presente anche lei, fa ripartire il Trissino. Tofanin al limite, litiga poco la sfera, scarica verso Borgonovo. Tofanin si gira per piazzarla sul palo lontano, poi Borgonovo mantiene alta la concentrazione del Trissino per Tamiozzo, la pallina passa sotto le gambe di Masetti, il Trissino tocca quota 10 gol. Ecco il primo time out chiamato nella formazione ospite. Pronti per la seconda metà di primo tempo. Trissino avanti 10-0 grazie ai 5 gol firmati da Miozzo, alle doppiette di Boscaro e Emma Cazzola e poi il gol di Sofia Bertinato. Ora è rientrata in campo proprio la classe 2011, scarica per Bertinato, anche lei per entrata, così come Rubega. Quindi triplo cambio nella formazione trissinese. Si dispone a quadrato molto basso la squadra viareggina, conclusione da fuori respinta da degli Innocenti. Cazzola accompagnata, colpisce male Borgonovo, Masetti e poi il tap-in da pochi passi di Laura Rubega a firmare l'11-0 in favore delle padroni di casa. Viareggio ora in possesso, già perso dopo il brutto passaggio di Raffaelli. Bertinato si ferma al limite, vuole lo scarico verso Rubega per Cazzola, vuole il piatto, in qualche modo Masetti riesce ad allontanare la sfera. Raffaelli, poi però c'è fallo da parte di Borgonovo, il primo fallo fischiato della partita. Cazzola, lo scarico per Bertinato, non va a concludere, ci va adesso, fermata però dalle stecche avversarie. Poi cade degli Innocenti, tutto buono. Bertinato per Rubega, si allarga, poi va alla conclusione, rimane in possesso il Trissino con Cazzola.
Rubega allarga, Bertinato. Si muovono Borgonovo e Cazzola nell'area di rigore. Gioco sulla sinistra della squadra di Bertinato, ora si allarga invece sulla destra da Cazzola. Bertinato sul retroporta, 11 secondi per andare a concludere tutto il Viareggio all'interno della propria area di rigore. Bertinato fa toccare palla a Masetti e quindi ulteriori 45 secondi a disposizione del Trissino. Rubega accompagnata, murata da Iannacone, cerca di autolanciarsi, la numero 6 Viareggina fermata però da Rubega. Poi va da Borgonovo, punta, va sull'esterno, accompagnato a debole della giocatrice Scuola Monza. Borgonovo recupera davanti a Masetti, pallina larga. Ancora Bertinato che non trova il tap-in da pochi passi. Borgonovo sul retro della porta. Lo scarico al centro per Bertinato, ma non ha la stecca a terra. Il numero 4 Trissinese che ora si allarga sulla destra, poi cerca il piazzato, Masetti allontana. Cazzola trova lo scarico ancora per Bertinato. Taglia nel mezzo con Borgonovo e Bertinato che quasi si ostacolano. La conclusione di Cazzola murata da Borgonovo. Poi degli innocenti a lottare il retroporta. Borgonovo, pallina nel mezzo per Rubega che arriva come un treno. La parata di Masetti sul 5 Trissinese che poi va a commettere fallo. Il secondo della gara, mentre ci sono cambi sia da una parte che dall'altra. Fuori Iannacone, rientra Giorgia Brandi per il Viareggio e rientra anche Cailotto al posto di Borgonovo invece per il Trissino. Punizione battuta male con Rubega che va alla conclusione, parata da Masetti, ma ancora il Trissino in possesso con Rubega. Cailotto ad occupare l'area di rigore. Movimenti proprio di Cailotto, arriva Bertinato, va alla conclusione col piatto, anzi no, è una finta, si gira, allarga per Cazzola, rasoterra, parato da Masetti. Cazzola. Bertinato. Sbaglia lo scarico per Cailotto. Poi rischia ancora il Trissino di perdere palla, ma Cailotto si libera bene dell'avversaria. Cazzola. Dato corto, rientra Cazzola in accompagnata Masetti, allontana. Conclusione ancora, deviazione, pallina che non entra. Ancora Trissino in possesso. Cailotto va alla conclusione, larga. Tante le opportunità per il Trissino. Cerca di uscire il Viareggio, non ci riesce. Rubega recupera. La conclusione Masetti allontana, poi Cazzola in schiacciata non riesce a buttare dentro il 12-0. Time out chiamato dal panchina viareggina. Bertinato, scarico per Cazzola. Al piatto respinto da Giorgia Brandi, pallina che rimane in una via di mezzo. Cazzola ancora a piazzarla, Masetti e poi degli innocenti a lottare con Cazzola, pallina nel mezzo, cade Rubega, cerca di recuperare Giorgia Brandi, ma Bertinato va a riconquistare palla. Rubega, lo scarico per Cazzola, quasi si trasforma in un autogol dopo la deviazione di Brandi. Toffanin che lei è appena entrata. Cazzola, scarico per la numero 9, allarga per Rubega di prima intenzione, poi Brandi cerca di allontanare, ancora Toffanin per Cazzola, la deviazione quasi metteva fuori tempo
Masetti poi recupera Toffanin, si accentra, prova il rasoterra, allontanato ancora dall'estremo difensore del Viareggio. Raffaelli manda palla in avanti, non c'è nessuna compagna a ricevere il passaggio. Cazzola rientra con un bel gancio, poi non riesce a infilarlo sul secondo palo e poi l'ingaggio 2 fischiato da Luigi Luna dopo il contrasto tra Cailotto e Raffaelli. 6:53, termine del primo tempo, Tristino 11, Viareggio 0. Ingaggio 2, come dichiara Luigi Luna, Emma Cazzola e Barsaglini sul punto di battuta a vincere la trissinese. Poi Toffanin, la conclusione parata da Masetti, recupera Cailotto, la gioca per Toffanin, cerca il passaggio nel mezzo, viene anticipata e poi Raffaelli non riesce a mandare in avanti le proprie compagne. Toffanin per Cazzola, la respinta di Masetti, corta però, rimane in possesso il Tristino che va alla conclusione, parata ancora da Masetti. Tamiozzo, il passaggio verso Cailotto che sul secondo palo non riesce a spingere in porta la pallina. Toffanin sul retroporta, scarico per Tamiozzo, finta il piatto, è un passaggio per Cazzola, ancora Tamiozzo, rasoterra, Cailotto in area di rigore, poi Brandi a lottare, Toffanin, Raffaelli manda la palla in avanti, Cazzola recupera, cerca di eludere l'intervento di Brandi, Toffanin di prima intenzione per Cazzola a piazzare, Masetti si allunga e para. Insiste il Tristino. Toffanin, scarico per Cazzola, allarga per Tamiozzo, ancora Cazzola al centro, a rombo il Viareggio. Cailotto sul retroporta, pressata da due giocatrici, trova lo scarico per Tamiozzo, allarga per Cazzola, finta il piatto, Tamiozzo di prima per Toffanin, 7 secondi rimasti per andare alla conclusione, pallina ancora per il Tristino, Toffanin per Cailotto, Masetti para e poi fallo della numero 7. Pallina per il Viareggio con il tocco in avanti tentato da Raffaelli per cercare Giorgia Brandi, l'anticipo di Toffanin che lancia Tamiozzo, cerca lo scarico al centro, pallina all'interno dell'area di rigore recuperata dalla capitana. Cailotto, Cazzola, retroporta, movimenti di Toffanin e Cailotto all'interno dell'area di rigore, risponde male la sponda, cerca di ripartire Barsaglini, anticipata da Tamiozzo. Cailotto, lo scarico per Tamiozzo, raso terra, non è finita ancora Tamiozzo, pallina alta.
Raffaelli, salta Cazzola, salta anche Toffanin, 2 contro 1. La conclusione di Raffaelli. Di taglio, Rossato vede la pallina uscire. Sbilanciato il Viareggio, attacca il Trissino con Tamiozzo. Sbaglia l'ultimo controllo la capitana. Poi Cailotto non trova il momento giusto per andare alla conclusione da pochi passi. Tamiozzo. Fuori Cazzola ed entra Borgonovo intanto per il Trissino. Conclusione tentata da Tamiozzo, respinta da Masetti, poi Bersaglini fatto regalo un ulteriore possesso Trissino, conclusione respinta di Tamiozzo. 3 minuti suono della sirena nel primo tempo. Cailotto e Tamiozzo. Borgonovo ad occupare l'area di rigore. Tamiozzo, ecco la conclusione, parata da Masetti, poi ancora Borgonovo a riconquistare, scarico per Toffanin di rovescio, trova il gol. Trova il gol Elena Toffanin, primo gol in campionato. Se la ride con Cailotto e Borgonovo, col numero 12 del Trissino. Sentite anche Carlo Bertinato dice a Toffanin che pagherà da bere dopo aver trovato il primo gol in campionato. Anche Borgonovo cerca di piazzarla sul palo lontano, non trova anche lei il gol. Sofia Borgonovo. Rimane in possesso il Trissino con Tamiozzo nel mezzo a cercare il Cailotto. E quella la 7 tristinese. Toffanin scarica per Tamiozzo, Cailotto, lato corto dell'area. Toffanin piatto murato e attenzione al contropiede. Raffaelli contro Rossato. Raffaelli stella, Rossato para. Importante parata della numero 10 trissinese dopo aver passato tutto il primo tempo come spettatrice. Riesce a parare la conclusione e mantenere la porta inviolata. Tamiozzo, Toffanin, Cailotto sul retroporta, scarica per la conclusione di Tamiozzo, diventa buona per Toffanin, scarico ancora la classe 89. Assaggi ancora del Trissino che ora va alla conclusione con Tamiozzo, palla alta e quindi rimessa in favore della squadra viareggina. Cailotto riesce ad andare da Tamiozzo, il passaggio poi verso Toffanin di prima intenzione non trova la potenza giusta. Messa in favore del Viareggio, si deve battere nella metacampo avversaria. Sul punto di battuta Giorgia Brandi. Toffanin recuperata, dall'altra parte Borgonovo, la parata da parte di Masetti.
dire di no. Il primo gol in campionato della numero 6 trisinese. Tamiozzo alla conclusione, pallina che si stampa sulla traversa e poi pallina larga. Allora con questa conclusione di Tamiozzo termina il primo tempo. Trissino in totale controllo dopo i primi 25 minuti di gara. 12 gol firmati dalla squadra di Bertinato, 5 da Tamiozzo, 2 per Cazzola e Boscaro, e poi le reti di Laura Rubega, Sofia Bertinato e Elena Toffanin. Ora qualche minuto di pausa e poi il secondo tempo tra Trissino femminile e Viareggio Hockey.
Pronti per il secondo tempo tra Hockey Femminile Trissino e Viareggio. Le vicentine avanti 12-0 al termine del primo tempo grazie alle reti, le 5 reti segnate da Elena Tamiozzo, poi le doppiette di Cazzola e di Maria Boscaro, oltre che i gol di Toffanin e Sofia Bertinato. Iannacone in avanti per il Viareggio, una delle poche volte che si sono affacciate nella metacampo avversaria in questa gara. Recupera però il Trissino con Bertinato, appoggia da Cazzola per Boscaro, Masetti riesce a parare e a sventare il pericolo. Gira palla il Trissino. Cazzola, il gol intanto di Emma Cazzola, che trova il gol numero 13 per il Trissino in questo pomeriggio. E quindi, come è iniziato il primo tempo con il gol in apertura di Tamiozzo, inizia anche il secondo, questa volta però di Emma Cazzola. Pallina esce dal rettangolo di gioco, sarà rimessa in favore del Viareggio. Iannacone passa, anzi no, è Raffaelli che prova la conclusione. Iannacone interno all'area di rigore, non riesce a ribadire in porta il passaggio della compagna. Ora Boscaro per la tripletta, Masetti allontana il tiro della giovane trissinese. Bertinato, la parata ancora di Masetti, pallina che rimane lì, Brandi allontana. Poi il fallo di Boscaro. Pallina che esce dal rettangolo di gioco. Rubega e Boscaro sul lato destro, si allarga poi sulla sinistra da Emma Cazzola, serie di finte. Anticipo di Raffaelli con Rubega, ma brava la numero 5 a recuperare palla, allarga poi per Cazzola. Bertinato si fa vedere sul secondo palo, tentata la conclusione la numero 3 trissinese. Bertinato, retroporta, blocco di Rubega, Bertinato allarga bene il gioco da Cazzola, si muovono Boscaro e Bertinato all'interno dell'area di rigore, scelta invece Rubega come ultima giocatrice. Bertinato nel mezzo a cercare Cazzola, allontana solo per un istante Barsellini. Conclusione di Boscaro, deviato da Giorgia Brandi, poi Cazzola, Masetti di fatto gli restituisce palla, nel mezzo Bertinato, il fischio 2 fischiato da Luigi Luna. Problemi al pattino per Vittoria Masetti, portiere classe 2006, cresciuta nelle giovanili del Grosseto. Raffaelli perde palla, scarico in mezzo per Boscaro, attende troppo per andare alla conclusione.
provare a conquistare palla. Boscaro, serie di finte, poi Cazzola appoggia da Rubega, pallina nel mezzo, la deviazione volante tentata da Bertinato non va a segno, poi contropiede di Iannaccone, cerca di rientrare Iannaccone, poi là viene fermata e poi c'è anche un problema per Giorgia Brandi. È andato a contrasto precedentemente, è andato poi a schiantarsi sulla sponda, costretto a uscire dal campo. Al suo posto entra Maia degli Innocenti, senza però i guanti, ma l'arbitro ha fischiato. Bertinato, Masetti para ancora, Bertinato nel mezzo, poi Cazzola con una bella finta di corpo riesce ad andare da Bertinato, lato corto dell'area, scarica per Rubega, ora Cazzola sul retroporta, Boscaro arriva nel mezzo, Masetti allontana e Cazzola recupera. Cazzola sul lato corto dell'area, si muove all'interno Bertinato, si muove anche Boscaro, scelta quest'ultima, ma il gareggio è tutto chiuso all'interno della propria area di rigore. Il Trissino non riesce a trovare un tiro pulito. Rubega verso Cazzola, accompagnata, deviata da Iannaccone, poi pallina nel mezzo per Rubega, di prima intenzione è stata brava poi Masetti a parare, poi Rubega a lottare con Iannaccone, tutto buono. Cazzola, il piazzato alto. Il Trissino vince il contrasto, Bertinato per Cazzola, chiude Raffaelli e trova, anzi no, la compagna in avanti, mentre è rientrata Giorgia Brandi al posto di Maia degli Innocenti. E Tamiozzo per Rubega, scambiano la palla Bertinato e Tamiozzo, si muove il centro Boscaro, si allarga Cazzola, la deviazione, questo è un autogol da parte di Giorgia Brandi che devia in porta alla conclusione, partita dalla stecca di Elena Tamiozzo. Il gol viene assegnato alla capitana trissinese, che sale quindi a quota 6 questa sera, e il Trissino a 14. Altra palla recuperata dalle ragazze di Bertinato, con Masetti che para, pallina che rimane lì, Cazzola, scarico per Boscaro, pallina fuori. Bertinato e Tamiozzo palleggiano sulla sinistra, si scambiano di posizione Boscaro e Cazzola. La conclusione di Cazzola, respinta da Masetti, ancora Boscaro, cerca un passaggio in via di mezzo tra Cazzola e Bertinato. Recupera Iannaccone, recupera anche Tamiozzo. Cazzola per Boscaro, Brandi recupera, Iannaccone non riesce a farla passare. E la conclusione che Masetti riesce a respingere. Pallina nel mezzo con Boscaro che di prima non riesce a trovare la via del gol.
Cazzola per Boscaro, ora Bertinato. Cazzola larga per Tamiozzo, si chiude il triangolo con Boscaro, cerca di girare palla velocemente ora la squadra di Bertinato. Cerca di distendersi il Viareggio con passaggio in avanti. Rossato di prima riesce ad andare da Tamiozzo, così verso Cazzola che va alla conclusione, parata da Masetti. Tamiozzo per Boscaro. Giro palla infinito del Trissino, il Viareggio tutto all'interno della propria tre quarti, non sembra reagire la squadra di Andrea Limena. Ora Cazzola non riesce a trovare le vie del gol, ora riparte Iannaccone, però facile il recupero di Boscaro. Tamiozzo, l'assist sul secondo palla a cercare Bertinato, ancora Tamiozzo a recuperare palla. Quasi una formazione 3-1 per il Viareggio, 3 giocatrici all'interno dell'area di rigore. Iannaccone quasi a far da punta, si sposta Cazzola, finta il tiro Tamiozzo, allarga per Boscaro, chiude Giorgia Brandi, Masetti pulisce l'area di rigore di competenza. Cazzola in qualche modo trova Boscaro, parata di Masetti, poi cerca il sottogamba, riparte il Viareggio con Brandi, da questa parte c'è Iannaccone, ma Tamiozzo ferma tutto ma cade nel gioco passivo e allora punizione in favore della squadra toscana a 16 minuti dal termine, mentre rientra in campo Toffanin al posto di Boscaro. Toffanin a contrasto con Giorgio Brandi, la tricinese alla meglio, prova in corsa Tamiozzo, allarga per il tocco di Bertinato, viene parato da Masetti. Toffanin, Tamiozzo, prima nel mezzo Cazzola, recupera Toffanin solo per un istante, Bertinato appoggia per Toffanin, la parata di testa di Masetti. Tamiozzo una ultimi tiri in porta verso Masetti che riesce a opporsi, ora Raffaelli non riesce sull'anticipo di Cazzola, passa in mezzo a due, Cazzola cerca lo scarico per Bertinato, non ha la stecca a terra, numero 4 che ora esce al posto di Cailotto. Iannaccone viene fermata in maniera regolare da Tamiozzo, ora è un 4 contro 2. Tamiozzo, Cailotto, scelta invece Toffanin, Cazzola dall'altra parte, mentre rientrano Brandi e Iannaccone dopo il contropiede precedente. Cailotto, Tamiozzo, la conclusione parata dai parastinchi di Raffaelli. Tamiozzo ancora, la deviazione da pochi passi provata da Toffanin, ora scadono però 45 secondi a disposizione del Trissino per andare alla conclusione. Sarà rimessa per il Viareggio.
Barsaglini e Raffaelli sul punto di battuta. Prima giocata in avanti, facile preda di Tamiozzo, che poi lancia verso Toffanin. Scarico al centro, parato da Masetti, poi Tamiozzo ancora verso Cailotto, va di piatto Cailotto, pallina che rimane lì. La fa sua Barsaglini, cerca di andare da Brandi, nessun problema, recupera Tamiozzo che finta il piatto, va da Cazzola, attaccata da Raffaelli, la salta la numero 3, prova l'alza e schiaccia, non colpisce bene Sfera. Ancora Trissino in possesso con Toffanin, passaggio nel mezzo, ancora la numero 9 in possesso, recupera Brandi, lo fa anche Tamiozzo che poi carica il tiro, si stampa sulle gambe di Toffanin e poi il fallo in attacco e time out chiamato da Carlo Bertinato a 13:05 dal termine della gara. Trissino 14, Reggio 0. Si può ripartire con il possesso in favore del Viareggio con Barsaglini che tocca verso Raffaelli, Trissino già recuperato con Cailotto che da pochi passi non riesce a buttarla dentro, ancora Tamiozzo per Cailotto, ancora una volta il numero 7 non riesce a trovare il gol. Cailotto per Tamiozzo, ancora la 7 nell'angolo basso, fatica anche a trovare il ritmo il Trissino. Questa è la difesa messa in atto dal Viareggio, come detto un 3-1 con Brandi, Barsaglini e Raffaelli a occupare l'area di rigore, Iannaccone più avanzata sulla linea della tre quarti, Tamiozzo che si impatta sul corpo di Raffaelli, poi c'è un fallo e allora punizione battuta. Barsaglini attaccata da Cailotto, quest'ultima riconquista palla, va da Tamiozzo, c'è Borgonovo in area di rigore, Tamiozzo cercata Borgonovo che non riesce a buttare in porta la sfera, ancora Borgonovo però in possesso, cerca lo scarico su Tamiozzo, è un passaggio verso Iannaccone che cerca di partire, ma Tamiozzo è bravo a recuperare e andare ancora da Borgonovo. Tamiozzo il piatto, finisce largo, poi attenzione, l'ha mandata in avanti con Iannaccone sull'angolo, c'è Toffanin su di lei, non c'è nessuna compagna a rimorchio, Iannaccone raddoppiata, perde palla, riconquista Toffanin e poi allarga da Tamiozzo, c'è Borgonovo, servita da Monzese. Ancora qui la giovane, poi Cailotto trova il gol, esulta tutta la panchina trissinese
per la firma di Eva Cailotto. Primo gol in campionato femminile per la classe 2007. Si prende gli applausi, se la ride anche con Toffanin. Il Trissino sale a quota 15 reti. Manca solo Borgonovo all'appello e poi tutte le giocatrici esterne del Trissino andrebbero a segno. Toffanin, nuovo in area di rigore Cailotto, lo scarico per Tamiozzo. Borgonovo non riesce a girarla in porta. Cailotto sul retroporta a lottare con Raffaelli, riconquista palla, la manda poi in avanti. Non ci arriva però Iannaccone. Toffanin finta il piatto, Cailotto appoggia all'indietro da Tamiozzo che non controlla bene. Toffanin, serie di rimpalli, questa palla ancora la numero 9. Toffanin cerca Cailotto, conclusione di Tamiozzo, Masetti allontana, poi Borgonovo di prima intenzione para il portiere, poi Toffanin verso Cailotto sull'angolo opposto, appoggia da Tamiozzo. 9:35 al termine della gara. Si muove Tamiozzo, larga per la conclusione di Toffanin, parata poi Borgonovo non riesce ad appositare in rete con altra conclusione, nuovamente parata, poi Iannaccone dice contrasto con Toffanin, arriva il supporto Borgonovo, ottimo lavoro della numero 6, rimane a terra Iannaccone dall'altra parte, qui Toffanin para Masetti, è rimasta a terra Soraya Iannaccone nell'ultimo contrasto con Sofia Borgonovo. Forse un problema al ginocchio per la numero 6 Viareggina. Soraya Iannaccone. Si prende gli applausi Soraya Iannaccone mentre esce dalla pista del Paladante. Al suo posto rientra Maya degli Innocenti. Nove 10 al termine della gara. Trissino 15, Viareggio 0. Cailotto e Barsaglini sul punto di battuta.
vincere il contrasto è la numero 7 che poi appoggia da Rubega. Tamiozzo come ultimo perno difensivo. Ecco il movimento di Rubega per il rovescio parato e poi Elena Tamiozzo appoggia la sua settima rete di questa sera e la 16ª del Trissino. Tamiozzo mette giù un'altra pallina, attenzione a Borgonovo, viene servita Borgonovo, Masetti para, poi Cagliotto recupera. Tamiozzo. Però c'è un problema, viene interrotto il gioco perché Raffaelli al pattino slacciato. Un momento di fair play. Mentre Luigi Luna va anche a sincerarsi delle condizioni di Soraya Iannaccone. Parte il gioco con il classico movimento del Trissino. Bello l'assist di Cailotto verso Borgonovo, che però non riesce a battere la rete. Ancora Borgonovo, bello il corridoio per Rubega e qui il gol viene assegnato a Laura Rubega. Forse l'ultima deviazione è stata di Cailotto, ma il gol viene assegnato alla numero 5 trissinese e quindi è doppietta personale per Rubega. Riparte ancora il Trissino con Tamiozzo che rientra alla sua terra, parato da Masetti. Borgonovo recupera. Rubega. Appoggia per Tamiozzo. Ora Cailotto non controlla bene. Nel mezzo di Rubega verso Borgonovo. Poi Brandi deve uscire dal pressing di Cailotto. Arriva il raddoppio di Rubega. Stringe Tamiozzo. Si allarga Borgonovo. E poi deve ricominciare. L'anticipo di Raffaelli, ma solo per un attimo. Pronto un triplo cambio per il Trissino mentre Cailotto va alla conclusione, parata da Masetti, serie di rimpalli, Rubega recupera. Pronte Bertinato, Boscaro e Cazzola per il Trissino, mentre Rubega appoggia da Cailotto. Tamiozzo in area di rigore si muove Borgonovo perché il diagonale Tamiozzo sul taglio di Rubega che ora sbaglia il passaggio. Raffaelli cerca di partire, la contrasta bene Eva Cailotto, però attenzione Giorgia Brandi che non controlla bene palla, aveva una prateria davanti a lei. Ora Tamiozzo per il Trissino, appoggia per Borgonovo al limite, tocca quanto basta Raffaelli. Tamiozzo retroporta con il tunnel, trova poi Rubega e allora Cailotto. Tamiozzo ancora la numero 7, deve ricominciare da Rubega. Tamiozzo, Cailotto stato corto dell'area, poi sbaglia il passaggio, riparte Raffaelli, ma la conclusione Stella Rossato tocca e se la ride. Poi Tamiozzo riparte per le proprie compagne, fa tutto il campo, poi Rubega contrastata e c'è il primo fallo di squadra del Viareggio, mentre c'è anche il time out chiamato da Carlo Bertinato a 5:30 al termine.
5 minuti e mezzo sono della sirena finale, punizione in favore del Trissino, con una squadra super giovane in campo. Bertinato, Boscaro, Cazzola e Borgonovo. La conclusione di Cazzola, ha preso in controtempo Masetti, è stata brava la classe 2006 a parare. Boscaro, finta e scarica da Cazzola, movimenti in area di Borgonovo e Boscaro. Borgonovo, tocco per Bertinato che colpisce il palo. Boscaro, saggia a non passare la palla a Bertinato, era chiusa, cioè, anzi c'era in traiettoria Raffaelli. Bertinato taglia il campo, si inserisce in area di rigore, si deve muovere Cazzola. Bertinato, serie di finte, l'assist nel mezzo per la conclusione da pochi passi di Cazzola. Bella l'iniziativa di Sofia Bertinato, altrettanto brava Emma Cazzola a depositare oltre le spalle di Masetti. Il gol numero 18 per la squadra di casa, che non ha finito di attaccare. Boscaro, e trova la tripletta personale Maria Boscaro, qui non perfetta Vittoria Masetti, e quindi Boscaro anche lei varca la soglia della tripletta. Ne sono 19 in favore delle padrone di casa. Raffaelli, chiusa da Borgonovo, brava la conclusione parata da Masetti. Bertinato per Cazzola, pallina per Borgonovo. Vedete come le compagne vogliono far segnare anche la classe 2010. Boscaro sul retroporta, si muove Cazzola, servita la parata e poi eccolo il gol di Sofia Borgonovo, che quindi trova il primo gol in maglia trissinese. La giocatrice cresciuta nel Monza. Il Trissino varca la soglia dei 20 gol. Cazzola, Bertinato alla conclusione forte, preferito la potenza piuttosto che la precisione Sofia Bertinato. Boscaro viene stesa da Barsaglini in maniera regolare secondo Luna, poi degli innocenti non riesce a passare sul contrasto. Cazzola, 2 minuti e mezzo al termine della gara. Bertinato appoggia verso Boscaro sull'angolo, Cazzola sul retroporta, poi lo scarico nel mezzo. Borgonovo all'interno dell'area di rigore, non riesce a depositare in rete. Poi la conclusione tentata da Bertinato, larga però. Allora Cazzola a rovescio che colpisce in pieno una giocatrice del Viareggio.
punizione in favore delle toscane. Raffaelli che cerchi in avanti la compagna. Cazzola poi appoggia verso Boscaro, ancora Cazzola, Masetti allontana. Poi Bertinato allarga per Boscaro, riesce ad andare da Borgonovo, poi commette fallo Raffaelli, mentre a 1 minuto e mezzo dal termine rientra in campo Elena Tamiozzo al posto di Bertinato. Eccola qua la capitana Tamiozzo a piazzarla. E Borgonovo ancora per Tamiozzo a contrasto con degli innocenti. Tamiozzo a rimorchio, Borgonovo, rimpalli e la pallina esce. Borgonovo, lo scarico sul retrobordo per Tamiozzo, non riesce a sorprendere sul primo palo Masetti. Conclusione tentata da Boscaro, alta. Ultimo giro di orologio. Con questa palla Cazzola per Borgonovo. Non si chiude il triangolo con Tamiozzo. Rimane però in possesso. Cazzola. Tamiozzo. Fa il giro di tutta la porta Elena Tamiozzo. La pallina, secondo me, era entrata. Non secondo l'arbitro. Finta il tiro Tamiozzo, tutto il Viareggio all'interno della propria area di rigore. Vediamo se va all'ultima conclusione il Trissino con Boscaro, rimpallato Borgonovo, la parata di Masetti e poi Grandi rischia l'autogol. Poi pallina per Tamiozzo, parata di Masetti, allora innanzi schiaccia, chiude in bellezza il Trissino con l'8º gol di Tamiozzo di questa sera, apre e chiude i conti la capitana trissinese esattamente a 1 secondo al termine della gara. Il Trissino trova la 21ª rete di questa sera e quindi si porta a casa i 3 punti con le 8 reti di Tamiozzo, i 4 gol di Emma Cazzola, tripletta per Maria Boscaro, la doppietta di Laura Rubega e poi le reti di Bertinato, Borgonovo, Cailotto e Toffanin. Tutte le giocatrici esterne del Trissino sono andate a segno. Ora il prossimo impegno per le due formazioni vede la squadra di Bertinato affrontare il Pumas Viareggio qui al Paladante il prossimo 16 gennaio, mentre l'Hockey Viareggio dovrà ospitare il New Coroller Matera, se non vado errato. Ora vi ringrazio per la compagnia e sono felice di sentirci tra qualche ora per la gara della 1 maschile.